Nessuna ferita da difesa, nessuna lesione alla schiena provocata da terzi. Maurizio Bassetto, 80 anni, noto ristoratore di Cima ad Olmo, trovato senza vita sabato scorso da un familiare, si è suicidato. Il corpo è stato scoperto all'interno della concimaia poco distante il suo ristorante. Addosso gli investigatori avevano trovato un rasoio ed un coltello. La procura aveva aperto un fascicolo sul caso. I carabinieri della compagnia di Conegliano, intervenuti sul posto, pur non escludendo nessuna ipotesi, avevano sospettato fin dall'inizio che potesse trattarsi di un gesto estremo. Un giallo risolto, la verità della morte dell'imprenditore, la data l'autopsia eseguita dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto. Il colpo letale è stato quello che si sarebbe inferto all'addome, un taglio profondo che non gli ha lasciato scampo. Bassetto non sarebbe morto subito, successive le ferite al torace. La scomparsa del ristoratore titolare dell'omonimo ristorante sulle Grave del Piave ha sconvolto la marca anche per le sue modalità. Nelle prossime ore il pubblico ministero potrà dare il nulla osta per la sepoltura, la data dei funerali sarà fissata a breve. Maurizio non ha lasciato nessun biglietto, ancora amici e parenti non riescono a capacitarsi, una tragedia immensa che lascia attonita la comunità intera.